Allora, rispondiamo alla domanda fondamentale. Quando aprono gli impianti? Allora, gli impianti aprono il 29 di novembre. Ah, io pensavo il ponte dell'8 del se c'è, No, non so perché neanche se ci qualcuno ci sia. ha detto che Eh. insomma intorno al 20 di novembre ci dovrebbe essere la prima grande nevicata Ah e quindi sì, noi c'è siamo queste già previsioni. organizzati. O comunque basterà il freddo, insomma, poi visto che il Sì, dopo sistema avete di gli impianti. nevamento, l'idea Ah, è quindi comunque fine novembre. 29 novembre, apertura ufficiale della stagione dello sci sull'Alpe Cimbra, sui suoi 100 Quindi km voi di sci. prevedete comunque di innevare le piste, comunque Sì, per quel sì, periodo anche perché là. il ponte dell'8 di dicembre si sta già configurando Ah, come un ponte molto, che poi non è tanto ponte, ma insomma diciamo che la voglia di neve comunque si e c'è cos'è esprime già un in quella lunedì prima. se non sbaglio, no? Sì, e quindi insomma ci dobbiamo far trovare pronti. Ovviamente sui due siti delle società impianti che sono folgariaschi.com e lavaroneski.it troverete poi anche tutte le iniziative, le promozioni che stiamo cercando di riservare ai nostri clienti per aiutarli anche in questo momento che ovviamente ce lo ricordiamo, un po' di difficoltà, quindi pacchetti famiglia per chi viene in giornata a sciare, promozioni alberghi più ski pass, credo che stagionali particolari, tra l'altro la prevendita termina l'8 di dicembre e quindi approfittate perché lo sconto è importante, insomma l'aspetto economico è sempre, come dire, Controllato, è insomma. sempre controllato. C'era un messaggio simpatico, ridevamo prima, perché diceva, vedendo l'abbronzatura della signora, che sarebbe Daniela, il sole, che adesso c'è alle mie spalle nelle immagini, si vede che non manca No, perché folgaria. fortunatamente, mentre l'estate è Sembra dove stata sia abbronzata, decisamente Daniela. piovosa, settembre e ottobre ci hanno regalato delle giornate di sole incredibili, cioè lo scorso weekend eravamo in maniche corte, quindi il sole della montagna per Sì. fortuna, come dire, abbronza anche al di là del periodo estivo e quindi noi, però voglio dire, è lì per tutti, quindi basta che veniate e non costa, è lì, quindi potete venirvi ad abbronzare prima dell'inverno. Assolutamente. Ci sono degli eventi che avete programmato come ogni anno? In questo periodo estivo, poi si è concluso con l'inizio di settembre, avevate un evento anche enogastronomico importante di valorizzazione, bello culinario, d'alto stellato, no? Un evento stellato che è stato il Creative Vezena, tra l'altro verrà riproposto con le dovute rivisitazioni invernali anche sull'inverno proprio per continuare a farvi apprezzare questo che è un prodotto simbolo dell'Alpe Cimbra che è il formaggio Vezena. In generale la stagione invernale sarà caratterizzata da importanti eventi dedicati proprio al mondo dello sci e della neve, quindi avremo anzi l'evento top per quello che è la prova materiali che si tiene il 14 e il 15 di febbraio, organizzato dal Pool Italia, quindi tutte le case di sci vi faranno testare gratuitamente gli sci Ecco ed per gli è appassionati degli sci. Quando era data il... 14-15 febbraio. Il devono weekend segnarselo. successivo, che a questo punto è il 21-22 febbraio, avremo il Tour delle Alpi con un'altra casa di sci che farà test, farà intrattenimento, farà giochi. Easy Fun Ski che è il 10 e l'11 di gennaio, un evento dedicato proprio all'avvicinamento allo sci, rivolto moltissimo ai bambini, dove ci sarà tra l'altro, me l'hanno detto ieri, una gara molto interessante che io trovo divertente, si chiama Catch Color, per cui verrete dotati di una tuta da imbianchino e dovrete andare a caccia sull'Alpe Cimbra di determinati colori che saranno distribuiti in vari punti della schiarea. Chi raccoglie tutti questi colori pennellandoseli tecnicamente sulla tuta riceverà dei premi molto molto interessanti, quindi formule nuove, divertenti, Di aggregative, coinvolgimento, insomma. coinvolgimento. Ci saranno sicuramente 2 giorni dedicati a un evento sulle ciaspole, quindi la ciaspolata dell'Alpe Cimbra, prima di Natale la ciaspovezzana, che sia una competitiva ma c'è anche una amatoriale, le immersioni sui ghiacci, quindi seguiteci nella parte Le eventi del immersioni sito, sui ghiacci. le immersioni sotto i ghiacci, che è uno stage teorico-pratico che si tiene sul lago di Lavarone, un lago bellissimo d'estate ma che è altrettanto affascinante e che se quest'inverno, come dire, la Tiene. temperatura ce lo consentirà, si può pattinare sul ghiaccio di un Ah, lago, quindi che è un'altra noi cosa. abbiamo anche il palazzetto del ghiaccio, però come dire
pattinare sì, è tutta su un un'altra lago, cosa. sul lago di Certamente. Lavarone, e anche qui con il becco che vi guarda Che dall'alto, il svetta. becco di Filadonna, insomma è molto emozionante. Infatti, siccome io accanto a me ho cose altrettanto emozionanti, abbiamo il vostro strudel, qui siamo quindi Trentino Alto Adige. È il Lascio dolce la per parola, eccellenza, ecco il dolce insomma. vediamo se riusciamo ad inquadrarlo, insomma, non so se dai nostri telespettatori non possono sentirne il profumo e neanche degustarne l'aroma, cercheremo di trasmetterlo con Ma sì, descrizioni. questo è lo strudel della pasticceria d'Alsace, lì a Folgaria, che è un'istituzione storica proprio della nostra pasticceria, insomma dei nostri dolci. Senti che profumo l'ho mosso, cioè sprigiona, eccolo là inquadratissimo. Eccolo lì, ed è veramente, come dire, diversamente un po' dall'alto atesino puro di strudel. Questo è uno strudel dove la pasta è leggermente più fina, quindi come dire una pasta sfoglia, quindi anche un po' più leggero rispetto ad esempio alla pasta frolla, eccetera. E dentro abbiamo le mele con cannella, pinoli, talvolta si mette anche qualche noce. Direi insomma che d'inverno, magari mettendoci a fianco un po' di salsa alla vaniglia calda, un ciuffo di panna eccetera, diventa per il dopo scena, atmosfera anche magari natalizia, veramente un piacere incredibile. Capace di farlo? Io sì. Infatti, perché come l'ha descritto? Ecco, poi dicono che gli uomini capaci di fare lo strudel, no, abbiano anche, come dire, delle caratteristiche interessanti. Quindi, come dire, io ho imparato subito a fare lo strudel. Tu sai che quando si parla di Alpecimbra e c'è la carne salata, sai, ci sono tutti questi miti dell'Alpecimbra che fanno parte comunque dell'emozione dell'Alpecimbra, esatto, dei personaggi visto che la siamo popolano. sui prodotti enogastronomici, sappiamo che tanti, a quest'ora più che mai, ma anche in altri momenti sono appassionati. Quali sono i prodotti tipici che si possono, perché è bello anche andare per i negozi. Ricordava prima Daniela del Vezzena, che ne abbiamo parlato molte volte, questo formaggio al latte crudo con una stagionatura molto importante, il Vezzena Stravecchio, riserva del centenario, arriva fino a 3 anni di stagionatura, quindi un formaggio dal sapore veramente quasi esplosivo in bocca. Quello di Malga in modo particolare, anche un presidio slow food, quindi come dire, chi viene sull'altopiano deve necessariamente fare un passaggio dal caseificio del Vezzena. Certamente il miele tra Folgaria, Lavarone e Luserna, del quale abbiamo anche un museo del miele, quindi anche l'opportunità di scoprire con il produttore. D'inverno più che mai. Assolutamente sì. Ma poi abbiamo ad esempio lo Speck, è venuto con noi Nicola Cappelletti, che è uno, come dire, è il discendente di una macelleria storica a Folgaria che supera più di 100 anni di lavoro e di storia, e loro fanno questo Speck di Folgaria, che è uno Speck molto apprezzato, che tra l'altro viene anche, come dire, venduto veramente un po' in tutta Italia dagli appassionati, eccetera, perché è proprio, come dire, apprezzato come Speck. E poi abbiamo un'associazione che si chiama Altipiani Cimbri Prodotto Qui, che vi è anche un sito internet per chi vuole saperne di più, che raccoglie tutti quei anche microproduttori che vanno dal biologico, quindi anche dalla verdura biologica, al vino. Lì si vede un bel bicchiere di vino. Abbiamo l'azienda agricola Gorga, che si dice essere la cantina più alta d'Italia, perché è a 1150 metri sul livello del mare, e fa, come dire, ovviamente vini tipici trentini, dal Marzemino in poi, e tante altre piccole cose, dalla piccola coltivazione di patate a ovviamente le nostre pasticcerie, ai gelatai che utilizzano latte del nostro caseificio, insomma tutto, diciamo, un circuito di produttori e di aziende che possono rendere veramente quasi a chilometro zero non solo un pasto, ma anche un omaggio, un souvenir da portare a casa. Infatti anche il regalino portare a casa, oppure il pensiero poi per il Natale, uno va prima e si premunisce tutto. Un'ultima cosa, siamo proprio in chiusura. Welcome Folgaria, Lavarone, Luserna, Trentino, questa qua è una vostra rivista, sì, questa che è molto molto bella. È una rivista che pubblichiamo ormai da più di un anno, ha diciamo,
un'edizione semestrale, adesso stiamo lavorando proprio, siamo quasi in stampa con l'edizione inverno 14-15, ed è una rivistina che trovate in tutti gli alberghi del nostro territorio, nei ristoranti, nei negozi, e l'abbiamo pensata proprio per creare questa interazione tra noi che facciamo turismo e i nostri ospiti, perché i contenuti di quella rivista non è un catalogo e non è neanche, come dire, un postal market, insomma, ci sono dentro delle storie, ci sono dentro delle caratteristiche, ci sono dentro delle particolarità, e vorrebbe essere da parte nostra un piccolo omaggio che tutte le persone che vengono da noi si portano a casa, anche per farlo vedere agli amici, il posto dove sono stati. Assolutamente, no, ma è molto molto bella secondo me, e tra l'altro io ho visto che ha tanti articoli anche di approfondimento, perché si parlava delle patate prima, queste patate semplici tesori della terra, polenta di patate, la ricetta, la pinza di patate, poi i ristoranti dove andare, le caratteristiche, la storia. Si parla di passeggiate, di come anche sentire, cioè percorsi con la musica. Ho intravisto prima, sfogliando rapidamente, le 1000 grobbe, poi anche una maratona, no, vera e propria. Insomma, ci sono tantissimi eventi, secondo me è spassosissimo vederla. Per cui poi sai, alla fine fare una rivista ci aiuta anche a ricordarci le tante cose, esatto, perché noi stessi, come dire, facciamo difficoltà a dire: ma quante sono le cose che si possono fare sull'Alpe Cimbra? E quando andiamo a scrivere queste riviste ci accorgiamo noi stessi che ce ne sono molte di più di quel che immaginiamo, quindi insomma l'offerta è veramente a 360 gradi e per tutti. Ti ricordo poi che sul prodotto inverno, quindi sullo sci, questa eccellenza dell'Alpe Cimbra per la disabilità, io lo voglio sempre ricordare, infatti, ragione, perché è un'attività che sta crescendo, che sta dando tante soddisfazioni. Con problemi, con disabilità, proprio siete strutturatissimi. Siamo strutturati con una scuola di sci specializzata, la schiarea è completamente accessibile, stanno aumentando il numero degli hotel accessibili, effettivamente censiti da persone con disabilità, e sia disabilità mentale che psichica, ma anche motoria, e con la possibilità di noleggiare in loco l'attrezzatura. Questa è un'informazione importante, perché sono attrezzature molto costose che vengono messe a disposizione dalla scuola di sci allo stesso prezzo di uno sci normale. Sono strutturati anche per seguire le associazioni che vogliono portare questi ragazzi sulla neve, abbinandoli allo sci, ma ad attività anche come le terapie con gli asini, che abbiamo fatto quest'estate, ma che già l'anno scorso abbiamo riproposto sulla neve, quindi per far vivere anche a loro una settimana d'inverno sulla neve, divertendosi e provando tantissime emozioni e facendole provare anche a noi. Infatti, bellissimo. Allora, siamo arrivati al termine, io vi ringrazio. Grazie a te. Vi lascio tornare in questi paradisi. Ma torneremo. Esatto, vi aspettiamo naturalmente con le immagini belle fresche e prossime, per far vedere anche ai nostri telespettatori intanto da casa che cosa possono andare a trovare a pochi passi, perché poi la cosa bella è anche non lontanissimo, in posti irraggiungibili, ma estremamente fattibili anche in giornata, secondo me, oltre il weekend che consente, o la settimana che dà maggior respiro, però se non altro uno dice una domenica, se non ho mai tempo, però mi faccio un'immersione, una full immersion che fa bene, fa capire anche poi come uno può organizzarsi qualche giorno in più di riposo e di relax con la famiglia, o anche a livello individuale, insomma. Tanto lì credo che sia sempre in compagnia, no? Organizzate gruppi, quindi la compagnia si crea sempre. La compagnia è assicurata. Si crea assolutamente. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre a domani.